Buona giornata, buon lunedì, bentrovati, eccoci ad un nuovo appuntamento dedicato al mondo dello sport attraverso i nostri canali e cominciamo naturalmente ricordandovi la nostra web tv che si chiama e che trovate su www.venetoglobe.com. Ci trovate anche ogni sera 19:40 sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia di Caffè TV 24 con l'emittente del Nord Italia, con Caffè TV 24 appunto ci potrete vedere anche in tutta l'Emilia Romagna e nelle Marche. È stato un weekend importante, è stato un weekend dove ci sono stati parecchie vittorie anche a livello internazionale. Una di queste è arrivata nel mondo del ciclismo. Weekend da sogno, dicevo, per gli italiani che al Fiandre hanno vinto con Alberto Bettiol tra gli uomini e poi con Marta Bastianelli tra le donne, quindi un successone per quanto riguarda il ciclismo. Invece lutto nel mondo del calcio trevigiano, è purtroppo morto Marzio Brombal, lo vedete, presidente 71 anni del Montebelluna Calcio. La morte di Brombal è avvenuta per infarto cardiaco mentre seguiva la gara del figlio. Arriva dopo tra l'altro un'altra prematura scomparsa e di un altro presidente di una società calcistica, il Calcio Conegliano, la morte del 48enne Dario Dallanese avvenuta la scorsa settimana. Conegliano e Montebelluna hanno ugualmente mandato in campo le loro squadre ieri pomeriggio proprio per onorare i propri presidenti. Parliamo di calcio, anche se è sempre difficile dopo queste notizie. 31esima giornata per quanto concerne la Serie A con Parma-Torino che è terminata 0-0. Juventus-Milan ha visto la vittoria della Juventus in rimonta per 2-1. Sampdoria-Roma ha visto il ritorno al successo della formazione di Francesco per 1-0. Inter-Atalanta pareggio 0-0. Lazio-Sassuolo altro pareggio 2-2 e stasera termina la giornata con Bologna-Chievo. Andiamo in Serie B dove in campo questi sono stati i risultati. Brescia batte Venezia 2-0 con la formazione di Serse Cosmi in difficoltà ancora una volta. A Carpi batte Padova 2-1 e anche in questo caso la formazione veneta, quella del Padova guidata da Centurioni, in nettissima difficoltà e più che mai vicina purtroppo ad una Serie C, ad una retrocessione. Chi invece potrebbe essere più che mai vicino ai playoff e più che mai vicino ad una promozione in A è il Cittadella Livorno, il risultato lascia poche speranze al Livorno che ha perduto per 4-0. La giornata si chiude stasera con Palermo ed Hellas Verona in campo. Andiamo in Serie C, anche qui piuttosto interessanti alcuni risultati come il pareggio della Triestina a Gubbio 2-2, il pareggio a Ravenna del Pordenone 0-0, è un Pordenone che durante la settimana ha dovuto con il proprio presidente tamponare le voci che lo davano e lo danno tuttora in trasferimento a Treviso per quanto riguarda il tennis e per quanto riguarda la possibilità di svolgere la Serie B eventuale, se ci sarà promozione per la formazione di Lovisa, ma pensiamo proprio di sì, per giocare al tennis. Immediata la risposta della Regione Friuli Venezia Giulia che aveva convocato sabato una conferenza stampa, tra l'altro trasmessa anche dal sito del Pordenone Calcio in streaming, dove il presidente della regione diceva che non permetterà assolutamente al Pordenone di andarsene dalla regione e invogliava e cercava di non diciamo obbligare ma gli industriali ad appoggiare il lavoro fatto fin qui e quello che farà oltre in Serie B il presidente Lovisa. Staremo a vedere come terminerà questa telenovela. Per quanto riguarda gli altri risultati, Teramo Vicenza 1-1 e Virtus Verona Imolese, altro pareggio 0-0. Pordenone per la cronaca 65 punti, Triestina che incalza e Feralpi Salò a 58. Il prossimo turno vede Triestina Fermana, Lanerossi Vicenza Gubbio, Pordenone Teramo e Virtus Verona Ravenna. Parliamo di campionati più vicini a noi, la Serie D, Girone C, vediamo i risultati. A Belluno, Tamai batte Belluno 2-1, a Cartigliano, Montebelluna batte Cartigliano 2-0 con il dolore in corpo per i montebellunesi per la morte appunto del presidente, dicevamo in precedenza. A Chions, Feltre batte Chions 1-0, Ciarlins Musane batte Arzichiampo 4-3, Delta Rovigo e Levico 1-1, Este Adriese 1-1, San Donà perde in casa
dal Campo d'Arsego per 2-0, Trento batte St. Georgen 3-2 e a Bolzano passa la Clodiense per 1-0. Arzichiampo sempre al comando, un punticino di vantaggio, 60 con il Feltre che sta risalendo la china alla grande, 59 punti, il Montebelluna si ferma a 43 per il momento. Andiamo in eccellenza, girone B, anche qui campionato interessantissimo che seguiamo, Calvinoale batte Union QDP 2-0, Eclisse perde in casa dal Giorgione per 1-0, Lia Piave pure sconfitto in casa dal Vittorio Veneto 2-1, Vittorio che si porta decisamente in posizione favorevole per salvarsi. Il Nervesa invece sprofonda, l'Union Pro la batte 2-1, Porto Monsuè Istrana 2-2, a Martellago passa la Liventina 2-1, a Tombolo Mestre batte Tombolo 2-1 e a Treviso Union San Giorgio Sedico batte Treviso 2-0. Si è giocata questa gara sabato e c'è stata anche la sceneggiata delle porte più basse. San Giorgio Sedico ha fatto fermare il gioco, non era nemmeno iniziata di vero la partita, hanno dovuto lavorare per portare all'altezza giusta le porte. Quelli di Treviso si sono lamentati per un'ulteriore umiliazione subita. Luparense a 69 punti festeggerà domenica prossima sul proprio campo la promozione in Serie D. Il Mestre a 62. La promozione qui invece festeggia già perché il Portogruaro, vincendo contro il Montello, contro il Prodeco Montello a Volpago del Montello per 2-1, ha guadagnato con 2 giornate di anticipo la promozione in eccellenza, quindi complimenti alla formazione del Portogruaro che è la prima a salire. Vi ricordo che il 10 aprile, sempre per quanto riguarda l'angolo calcistico, il 10 aprile prossimo si disputerà sul neutro di Falzè di Trevignano la finale del Trofeo Veneto di seconda categoria tra Re Frontolo, una trevigiana, ed il Virtus Agredo. Adesso apriamo la pagina dedicata al basket. Nella massima serie di basket, la A1, Sassari, guidata da Pozzecco in panchina, batte a Milano la capolista per 93-79. Venezia sempre seconda a -4, ma playoff più che mai vivi aperti da questo signore appunto in panca a Sassari. Intanto l'ex trevigiano Davide Moretti in America è in finale NCAA dei college americani, dopo aver avuto tra l'altro, cosa importantissima, il riconoscimento scolastico per i voti più alti del suo ateneo. Davide Moretti cerca il colpo sul parquet, cerca il colpo appunto nello sport che preferisce. Stanotte alle 3:20 ore italiane il Texas Tech, che è la sua squadra, affronta il Virginia. TV Basket Treviso invece, che era la squadra di Moretti, vincente alla grande a Ravenna contro l'Orasi per 81-64. TVB che non incanta, dicono le cronache, ma porta a casa punti preziosi per blindare ulteriormente il secondo posto da tenere a denti stretti. Andiamo in sala stampa e ci aspetta il servizio da Ravenna. In campo un po' soft e Ravenna ha provato rientrare in partita come un po' ci si aspettava. È un campo molto difficile, soprattutto anche perché loro sono in corsa per i playoff e quindi ci hanno dato tutto e hanno provato di fare il meglio. Noi siamo stati bravi poi dopo ad aggiustare quel blackout, facendo secondo me un ottimo inizio di quarto quarto dove per 3 minuti, se non mi ricordo male, loro non hanno proprio segnato. E quindi bene, alla fine siamo riusciti ad aggiustarla con un po' in difesa e 64 punti finali alla fine penso siano comunque, cioè 64 punti di Ravenna, esatto, una buona prova difensiva. Qualche difficoltà su Ariston in difesa ve l'ha creata? Sì, no, certo, vabbè, sapevamo i loro punti di forza, i 2 ragazzi americani, Aston e Smith. Lui è stato comunque aggravato anche di falli, quindi magari ho fatto un po' dentro e fuori la partita, però è stato bravo e ci sta anche
comunque qualcuno deve segnare, ecco. Quindi sì, potevamo fare meglio, quello sicuramente. Comunque siete stati bravi a rimanere sempre in partita, cioè non farvi condizionare dal metro orbitale, dall'ambiente del pubblico, e anche nel vostro momento di difficoltà nel terzo quarto rimanere concentrati e partire in maniera positiva nell'ultimo periodo. Sì, è una cosa su cui stiamo lavorando, è una cosa che secondo me abbiamo migliorato, e infatti ad esempio stasera si è visto all'inizio del quarto, è una cosa che dovremmo ancora migliorare, perché in vista dei playoff, come credo il coach abbia detto del terzo quarto, non ci si può permettere di avere troppo tempo di blackout, perché altrimenti poi rischi di sfuggirti di mano e dopo è un po' più difficile, ecco. E così abbiamo sentito Matteo Chillo dalla sala stampa del Ravenna, quindi questa vittoria importante per la formazione della TVB di Serie A2. Dalla A2 maschile alla A2 femminile, a Carugate, dove il Ponzano Basket doveva vincere, purtroppo arriva invece una sconfitta, si scioglie la formazione di Ponzano, andando a complicarsi la vita per la salvezza. Ha perso per 72-61, 7-2-6-1, e non basta ancora una volta una superba prova di Alexia Ciabattoni. La prossima squadra da affrontare è Udine al Palacicogna di Ponzano. La Rukers San Vendemiano invece al Palasystem di Saccon, in casa, proprio di fronte al proprio pubblico, ha liquidato la Pratica Desio, fanalino di coda del campionato. La compagine di Marco Mian ha vinto nettamente per 89-68 e ora sabato sera in casa attende Crema, che è la terzultima della classe. Lasciamo il basket e passiamo al volley. Passiamo al volley perché sono iniziati i playoff del campionato, iniziati anche per l'Imoco Volley Conegliano, che ha vinto 3-0 a Cuneo ed è già volata ad Istanbul per la partita di ritorno con il Fenerbahce, che si giocherà domani sera. Sentiamo il servizio che arriva proprio dal palazzetto di Cuneo. Siamo già qui pronti a bordo campo con l'intervista alle protagoniste. Cominciamo da Anna Danesi. Anna, una partita forse come l'avevate preparata? Uscire da qui in 3 set in fretta, anche perché c'è la Champions e soprattutto con la gara 1 già in tasca. Sì, l'unica cosa è che non dovevamo sottovalutarle e non l'abbiamo fatto, perché comunque Cuneo ha dimostrato di poter battere anche le grandi, perché ha vinto 2 partite con Scandicci e una con Novara, quindi comunque abbiamo sempre fatto buone prestazioni con loro, volevamo ripeterci. L'impressione dal risultato, da come sono andati i parziali, è che abbiate sempre avuto in controllo la partita, o c'è stato qualche momento in cui siete andati in difficoltà? Siamo partiti secondo me il primo set un pochettino più tese del solito, poi secondo me il secondo e terzo set abbiamo ingranato meglio e è andato tutto abbastanza liscio, quindi magari per la prossima volta l'obiettivo sarà quello di partire più tranquille, senza sempre ovviamente sottovalutarle. Invasione di Raffaella. L'ultima domanda sulla Champions: è uno sprone il fatto che siano arrivati tanti buoni risultati anche dalle altre squadre e adesso c'è la semifinale, insomma l'occasione di fare la storia? Sì, ci teniamo perché poi in casa abbiamo fatto una buonissima partita, là secondo me sarà molto più difficile rifarsi con un 3-0 secco, ma ovviamente ci proviamo perché in palio c'è un'altra finale, quindi puntiamo a quello e poi ripenseremo a Cuneo per sabato prossimo. Questa Anna Danesi, grandissima anche ieri, l'altro sera a Cuneo, grande prestazione la sua. Adesso, come vi dicevo, trevigiane già in volo, già arrivate ad Istanbul, e si sta preparando la gara di domani sera alle 18 per quanto riguarda gli amanti che vorranno seguirla sugli appositi canali. A proposito di Imoco Volley Conegliano, la società coneglianese intanto per la corsa finale nel campionato, per i playoff, la corsa allo scudetto, ha fatto un nuovo acquisto, ha portato a casa la 22enne argentina Elina Rodriguez, eccola qui in questo bagger, che va così a completare il roster proprio per la volata scudetto.
Chiudiamo con il Benetton Rugby, ritornato da Dublino. Anche la formazione di Amerino Zatta, del presidente Zatta, ha fatto una partitissima, ha fatto una grande prestazione pareggiando 27-27 con la capolista Leinster, già qualificata per le semifinali appunto del Pro 14. Grande gara dei Leoni, che portano a casa 2 punti importanti e fondamentali per i playoff, che continueranno ora venerdì sera al campo di Monigo a Treviso alle ore 20 e si giocherà contro Münster. C'è da difendere questi playoff, ci sono da conquistare questi playoff che sono chiaramente alla portata quest'anno dei Leoni del Benetton. È tutto per quanto riguarda il nostro appuntamento, noi vi diamo l'arrivederci, la risentirci a domani, solita ora, soliti canali, canale 95 Veneto e Friuli Venezia Giulia di Caffè TV24 e naturalmente la nostra web tv www.venetoglobe.com. A tutti voi, buona giornata.